Mrs. Muscardini, ha la parola. Presidente, questa risoluzione è il primo importante passo perché questo Parlamento sappia in ogni sua azione seduta continuare in una battaglia che oggi è salvare la vita di Sakineh, ma soprattutto combattere contro un regime oppressivo e che non ha nulla di umano. Io credo che però la Commissione e il Consiglio dovranno essere più propositivi e decisivi nel futuro e credo anche che ogni parola detta in quest'Aula debba essere come una pietra depositata ai piedi di coloro che praticano la lapidazione per costruire intorno a loro un muro di vergogna e cancellarli dal consesso umano. Sakineh deve essere salvata e con lei le donne e gli uomini che nel mondo sono ancora vittime di una barbarie e crudeltà sconosciuta anche agli animali più feroci e primitivi. È la bestia, intesa come il diavolo, che oggi muove le mani e le labbra di indegni leader e di falsi religiosi che l'Onnipotente ha già condannato senza possibilità di grazia. Sappiano che non si fermano ora, il loro tempo è segnato per sempre e sarà segnato anche il nostro se non saremo sempre attenti nell'aiutare le vittime di una società barbara. Thank you. Mr. Takkula, you have the floor. Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja todella toivon, että Astianin elämä voisi pelastua tämän kautta. Olen hiukan skeptinen niin kuin moni muukin täällä, koska me tiedämme,